sono la dottoressa Gorini Elena, lavoro al Centro per i disturbi generalizzati dello sviluppo Adelina Samarotto dell'ULSS 9 di Treviso. In queste giornate organizzate dall'Associazione ANXA di Treviso parleremo soprattutto dell'intervento precoce, l'intervento che viene portato avanti al Centro Samarotto per i bambini partendo già dai 2 anni e mezzo, 3. Un intervento precoce con metodologie validate può portare a dei buoni risultati in molte aree di sviluppo. È un intervento che richiede però un stretto lavoro con la famiglia e con la scuola, perché oltre a un intervento precoce con metodologie validate serve un numero di ore sufficienti per veramente ottenere dei buoni risultati. Quindi la stretta collaborazione centro, scuola e famiglia. La soddisfazione in questo lavoro è aver veramente visto questi anni e anche precedentemente dove lavoravo che veramente si fa molta più informazione, si fa sensibilizzazione e adesso si lavora bene con le scuole, con le famiglie e c'è molto più competenza nell'intervento e poi i nostri bambini e i nostri ragazzi ne hanno tutto il beneficio, che gli operatori, tutte le persone che lavorano con questi ragazzi hanno maggior competenza. Questo è l'aspetto di cui ho maggior soddisfazione e soprattutto in questi anni che sono qua a Treviso.